Buonasera. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87. Vai giù, allora, mamma mia che caldo che fa, si muore, io sto morendo. C'è un Iniziamo caldo, bene. veramente, mamma mia. Oi oi, vediamo ora stasera, bisogna ripigliarsi subito. Fammi inviare il link a Paolo. Dopo aver perso con l'Atalanta bisogna ripigliarsi subito, immediatamente stasera. Devo inviare il link a Paolo. Che me lo dice a fame? No, perché mi dai... Ma che ti ha toccato? Veramente... Boh, Sei asciutto pazzo. è asciutto pazzo, Napoliello è asciutto pazzo. Sei anche asciutto pazzo, mamma! Buonasera Leonardo. Oh, buonasera Leonardo Truglio. Buonasera. Buonasera, buonasera Dino, buonasera Ciro Esposito, buonasera Antonio e buonasera Freses. Buonasera a tutti, sto inviando il link, sto inviando, vai giù. Vediamo ragazzi, vogliamo i vostri pronostici, stasera partita accesa. Non ho avuto tempo nemmeno di editare il video di cose, chi è? Cagliari Atalanta, lo farò dopo. Mi dispiace per i miei iscritti che magari l'aspettavano perché ma non c'è il tempo, o si va live o si edita i video. lo farò con quello del Napoli purtroppo per i Cagliari. Buonasera Nicola. Leonardo dice: mi dispiace che l'Inter ha perso 1-2 con il Bologna. Napoli-Roma per Leonardo finisce 3-0 per il Napoli e speriamo. Ciro dice nessun pronostico se no gufiamo. Ma no, dai. Sciuto pazzo. Piero, buonasera e forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Siamo usciti pazzi, mamma. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di lasciare il like e chi non se poi c'ho pure insomma. Chiarissimo. Se vi stiamo simpatici iscrivetevi al canale cliccando qui sotto che è gratuito, non costa niente. Se volete offrire un caffè a Napoliello potete lasciare una super chat nei commenti oppure usare il link che è in descrizione. Sì, e condividete la live con i vostri amici, che più siamo più ci divertiamo. Buonasera Giada, buonasera Nicola. Buonasera a tutti. Che dice Nicola che ti ha visto nella live di Malati Zebrati. Grande Nicola. Ciro dice che il maestro sta come un pazzo. Fa caldo, fa caldo. Sì, l'hai detto tipo 40 volte. Mamma mia, e che ti posso fare io? Ma sto morendo, mamma che cosa da bere! Napoliello, come si chiama la tua fidanzata? Mia fidanzata. E allora, solo la moglie, mi chiamo Sara. Troppo forti noi, dice il Freses. Chi? Freses. Che dice troppo? Forti noi. Ah, sì. Sì. La spalla, sì. Mamma mia, la spalla ha perso una partita. A spalla. Con la Sampdoria 3-0 ha perso. Mamma mia, Freses, te l'avevo detto, siete in Serie B. Mamma mia. C'è ormai poco da fare per voi. Allora. Nicola dice: Pagliacci li avete visti con il Bologna? Ah, mamma mia, l'Inter è scandaloso. Mamma mia. Ma perché Pagliacci? Lo so. Forza ragazzi, vogliamo gli altri pronostici. Una cambio. Pronostici, per ora ne è arrivato uno solo. Oh, se vinciamo siamo quinti, che intanto è già qualcosa. Abbiamo lo scontro diretto con la Roma. Buonasera Rino. Buonasera. Ovviamente se volete offrire un caffeino c'ho il link in descrizione. Se volete offrire un caffè, tanto è poco schizzato. Alla per finestra, rapo pure i muri perché fa troppo fritto. Madonna. Fa troppo cavolo. Sei proprio rincoglionito. Ragazzi, bisogna ripigliarsi. Ma l'ha messo sul canale dopo la partita. Ma io che ne so, l'ho lasciato dov'era? Bene, bravo. Se non lo fai tu lo devo fare io. Ragazzi, che devo fare tutto io qua. Scusa. Noi inizia e la guardiamo. Sì, ma se non ho avuto Stefano ancora guarda là. Che ci guardavamo? Devo fare tutto io. Ma che fai tutto tu? Che tu stai con il telefono in mano, cioè che fa? Sto guardando per me. Ciao Gatta, buonasera. Ciao Rino, buonasera, grande, sempre forza Napoli. Piove, buonasera. Buonasera. Ragazzi. Cato Occhi Neri, ciao a tutti. Buonasera. Buonasera e forza Napoli. Ciao papà. Ciao Gatta, sono grande. Ci rispondo, lasciatemi Napoli per Napoliello, ecco, sì, per l'amor di Dio, lasciate stare Napoli. Ma sto morendo, mamma.
Gesù, caldo. te devi calmare un attimo, sei un pochino agitato. Troppo caldo. Oh madonna, speriamo che non ci faccia agitare sta partita, Perché? Napoli-Roma, bella partita. Dai Napoliello, ho pronosticato la vostra vittoria. Buonasera Mark. Ciao Marco, buonasera. Speriamo. Cartal sta distrutto. Chi è? Cartal. Sia per l'Inter e sia per Perugia, hanno perso entrambi. Il Perugia in casa con il Pordenone, l'Inter in casa con il Bologna. Cioè, pensate se va via il segnale, per Napoliello scassa tutte cose peggio del maestro. Ma sì. Ciao Luigi Inter Official, buonasera. Ciao Malato. Ciao Malato, grande Malato. Ci sei? Malato io lo chiamo, ma perché lo devi chiamare Malato? Perché te sei tonto. Ricordo a tutti ragazzi, chi si sia messo in live da poco di lasciarci un like per favore, che ci aiuta a trovare più persone. Se vi siamo simpatici di iscriversi pigiando qui sotto che non costa nulla, è gratis. Se volete offrire un caffè a questo pazzo di Napoliello potete lasciare una super chat oppure c'è il link per una donazione diretta in descrizione. Francesco, mi sa che stasera ci ammuterò. Atalanta ha vinto a Cagliari a -1 da terzo posto. Sì, buonasera Ivan. Purtroppo, come ti voglio dire Ivan, non ho potuto postare il video perché sono in live, però l'ho preparato, lo posterò quando posto quello del Napoli. 2 video insieme, guardate 2 video, dai. Uno dietro l'altro. Per una volta, da Napoliello. Per una volta farò così. Ciao Napoliello, sono contento che fai la live. Grande Destrox. È ovvio che metterò prima su quello del Cagliari perché era prima la partita e poi quello del Napoli. Rino on air, altrimenti mi spoileri tutto. Perché noi te sempre Cartal, io rischio la Lega Pro, ma veramente sei a poco dalla... Sì. Mamma. Leonardo non vuol sentir parlare dell'Inter perché sennò gli girano le scatole e c'è stima. Grazie. Buonasera Andrea, io Ruiz e Zelinski al fantacalcio, speriamo bene. Ma come funziona il fantacalcio con sta pausa? Ripreso così senza problemi? Sì, è come calcio. Non è che... Io credo che il Napoli vince con la Roma, dice Katia. Speriamo, dobbiamo vincere. Perché... Spariamo. Raga, spariamo. Spariamo. Arrivano gli arbitri, quindi tra poco iniziamo, ragazzi. Ma avete visto anche la Fiorentina che ha pareggiato 2 partite in casa, tipo ha perso in casa, non mi ricordo con chi, con una squadra in merda, insomma, aveva perso in casa l'ultima partita col Sassuolo 3-0, tipo una cosa del genere, e poi aveva pareggiato in casa col Brescia che era ultimo, e ora ha vinto a Parma. Allora, Malati Zebrati chiede se gioca Demme. Certo che gioca, Demme, dimmi Demme, gioca. Chi vince lo scudetto secondo voi? La Juve. Io l'ho detto sempre, è la Juve che vince lo scudetto. Ma andatevi a vedere i video che... stasera Napoliello sta nervoso. No, perché dicono chi vince lo scudetto? È da anni che lo dico che vince la Juve. Cioè, da anni no, però almeno 3-4 mesi. Cioè, quando la Lazio era sopra, ho detto... Non vi illudete, tanto vince la Juve. Freses dice che vince 2-1 il Napoli. Speriamo. Destrox dice: no, ho visto Cagliari-Atalanta. Il Cagliari con un nome in meno ha messo in difficoltà l'Atalanta. Sì. E ha prestato per 90 minuti. Io ho visto la partita e ti posso confermare che è vero. Ha fatto una grande partita il Cagliari, ha giocato bene. Ma così come l'Atalanta molto sciupona, ha tenuto il risultato in bilico e il Cagliari ne stava approfittando. Cosmo dice 0-0. Ivan, buonasera, dice oggi il Napoli vince. Per Malati finisce 1-1. Oggi, per lui dice 1-1. Vediamo. Speriamo di no. Dobbiamo vincere per andare a pari alla Roma. Sì. Gioca Temme, Zelinski, Milik. Gioca Milik prima punta. Callecon, Fabian. Già capito chi gioca in avanti. Gioca Milik, Callecon e Insigne. Dai, raga. Dai. Carta dice che ti batte al fantacalcio se segna Insigne. Mamma. Che tra l'altro cosa? Sì, no, niente.
che non ho messo più informazioni. Allora, Antonio, buonasera, ciao Forza Napoli. Malati, non avete più obiettivi, è vero, ormai, cioè, tanto, più che aver vinto la Coppa Italia che può fare? Più dei quinti non si arriva, quindi... Ma c'è problema di linea, perché... Non lo so, però se stiamo lì e te schiacci pure è peggio. Leonardo va bene una volta, però poi basta. Cioè, va bene i complimenti una volta, però poi finisce là. Ricordo a tutti chi si sia messo in live da poco, se vi va di lasciarci un like, aiutarci a trovare più persone, se vi stiamo simpatici di iscrivervi al canale pigiando il tasto qui sotto e se volete offrire un caffè a Napoliello potete seguire il link in descrizione o lasciare un messaggio in super chat. Allora, Malati dice, ve l'ho detto che l'unico obiettivo è il Barcellona, ti ho detto tempo fa se ricordi di che passate il turno. Beh, speriamo. Cosmo dice, i Juventini stanno fuori in forza stasera. Antonio Terreal, oggi il Napoli vince 2-0. Speriamo. Dai ragazzi, pronosticate tutti la vittoria del Napoli, speriamo. E intanto la partita sta per iniziare. Siamo in attesa del fischio e via! Partita! Infatti. È appena iniziata, vediamo. Subito lancio lungo della Roma, ma noi vi difendiamo. Rimessa laterale per la Roma. Chi è? Spinazzola, ancora la Roma che gioca, palla per la Roma in difesa, Smalling, Mancini. La Roma con le maglie bianche e il Napoli con le maglie azzurre. In bocca al lupo, fra, grazie Marco. Vai Callejon, Fabian, Koulibaly indietro, palla per Mario Rui, Zelischi, Dem, allarga per Di Lorenzo. Dai ragazzi, forza. Che Dem. Per ora siamo un po' bloccati, non riusciamo a trovare una via. Ancora no. Giada dice dobbiamo vincere assolutamente, Giada. Dopo la battuta d'arresto con l'Atalanta bisogna subito rimettersi in carreggiata perché se si molla... Ciao. Sempre forza Napoli. Smalling. Allora chi è che sta? Zappacosta, va Insigne, ha preso palla, Zelischi. Va ancora Insigne. Vai. Dem, Mario Rui. Leonardo chiede chi ha iniziato meglio. Per ora teniamo palla noi, ma siamo bloccati. Sì, per ora siamo lì. Non è che ci siamo appena 2 minuti di partita comunque, quindi c'è tempo. Di Lorenzo, siamo sempre 0-0, voglio 2 minuti, siamo così. Cioè. Mettiamo il banner. Cos'è? Il banner. Di Lorenzo, voglio palla per la Roma. Palla fuori, insomma, rimessa laterale. Ecco qua. Vediamo, forza ragazzi, dai. Bisogna dargli stasera. Rimessa per il Napoli, la prende la Roma, va Mkhitaryan. Alessandro, buonasera a tutti, passo solo per un saluto, in bocca al lupo, grazie. Ciao Alessandro. Katia dice grande Napoli, Antonio dice siete migliori, grazie. Dai ragazzi. Punizione. Smalling è uscito e ha fatto fallo per il Napoli su Milik, che Milik dovrebbe andare alla Juve ora, gli ha detto sì mi sembra. Evviva, proprio passaggio diretto, evviva. Addio signore. Allora sulla battuta che abbiamo Callejon.
Vediamo. Punizione per il Napoli, c'è Callejon. Io so dove abitate. Boh. Attenzione. Un uscito visto. Ma che cazzo? Sono proprio... Che cazzo? Boh. Che cacchio è? Calcio d'angolo. No. Palla per la Roma. Buonasera Gianluca che ti saluta. Ciao Gianluca, buonasera. Meret, ma chi si giocava a Meret perché Ospina si era fatto male? C'è anche Manolas al posto di Coso, chi cacchio era quell'altro? Di Maximovic. Palla per la Roma, attenzione. Dem ha recuperato, va il Napoli, Insigne. Dai ragazzi, Insigne esce, ancora Insigne contro due, però viene stretto. Sì, fallo su Insigne, punizione. Questo è buono. Si prende la punizione. Buonasera Demme. Ciao Demme. Che dici tranquillo, ci sono anche io. Il vostro numero di telefono. Sì, Antonio appunto ci dice siete i migliori, grazie Antonio. Madonna. Dai ragazzi, per ora non è successo niente. Niente di che. Niente. Fa un caldo, madonna. Mamma mia, punizione. Attenzione a Roma, mamma mia, Koulibaly. Sì. Ciao Giada, già vabbè, ti saluto Rino, ciao Dem, vai Napoli, Koulibaly, ancora Koulibaly, vabbè Napolello non saluta, chi è? Vabbè Napolello non saluta, Cristian, tutto a posto. Voglio punizione per la Roma. Dai. Vediamo un po' se ci facciamo fafissimo, Smalling. No, quella è stata la vostra reazione. Qual è stata la vostra reazione quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia? Mancini. Da portiere, chi gioca in porta? Lopez, mi sa, Lopez. Ancora la Roma rinvia in avanti, c'è Koulibaly, palla per il Napoli, recuperato, Zelinski, Koulibaly, Mario Rui, ancora Mario Rui indietro per Meret. Demme dice, devo farti un plauso sincero a te e anche alla tua donna, sono sincero, grazie per non aver abbandonato YouTube per i soldi come ha fatto Peppone Cuore Azzurro, grazie, stai sempre con noi. Grazie Demme. Noi ci siamo. Allora, va Di Lorenzo, ma fuori. Palla per la Roma, rimessa laterale. Dai, su. Dai. Allora, palla sempre alla Roma per ora, sì. Ma siamo nella loro metà campo. Cristian, buonasera. Cristian. Noiosetto per ora, sì. Demme ti chiede se sei dimagrito. No, forse sì, non lo so, non mi sono più pesato. Iniziano le richieste dei cori, ci chiedono di cantare Sarò con te. È un po' presto, ragazzi, è un po' presto. Più tardi, se la situazione si scalda, iniziamo anche a cantare i cori.
Ah, dai ragazzi, però su, fate qualcosina. Riuscite almeno ad arrivare in aria. Non rompe. Se può. Ah, Voglio per ora, vabbè, è normale, ci si aspetta una partita bloccata perché cioè, il caldo pure è un po'. Cioè, sono tutte e due combatte, non si vogliono sbilanciare. Buona pure, ciao Mattia. aia, brutto fallo, col piedino a Pellegrini, martello di Pellegrini, che è ammonito? Bruttino. Era di Giacomo? No. Non lo so, non credo. Avrebbe dovuto però perché c'era il piedino tirato in alto. Era pericoloso. Forza! Sì, tutto a posto, tutto a posto. Dai ragazzi. Vediamo se riusciamo ad arrivare un po' davanti. Eh? Ancora la Roma, Sì. che gestisce bene. Siamo quasi al 10° minuto, ragazzi. Dem dice: se segna il Napoli parte un coro in onore di Dendong. Ancora Tendong, voglio, ancora vive questo giocatore. E Antonio dice: mai cantare vittoria troppo presto. Esatto. È presto sì. Dai. Vediamo. Grazie Lischi. Fuori. Niente. Mamma mia. Rimessa laterale per la Roma. Zappacosta, Zappalagosta. il peggiore della Roma nella scorsa partita. Le ultime due partite ha fatto danni. Speriamo pure stasera, si ripete. Dai. Lopez da sui terzini, chi è? La Roma Spinazzola. sta facendo fatica a uscire dalla difesa, ora fa un lancio lungo però. Sì, Dem, pesca Mario Rui, voglio dire. Mario Rui. Antonio dice: Vai, che gli con. Ma ci arriva troppo lunga. peccato. Che dice? Cristian dice: vince il Napoli. No, ancora siamo 0-0, ragazzi. 0-0, voglio È parlare arrivato per la Roma. anche stasera. Dottor Bococco, buonasera. Ciao Albicocca. Rino inizia con Tendonche. Rino e Dem volta iniziano. ma che palle, voglio. Cristian dice: vince il Napoli di 1.000.000 Il gol di Dendong. Dendong. Ragazzi, ricordo a chiunque si sia messo in live da poco di lasciarci un like se vi va, che così ci aiutate a trovare più persone. Se vi stiamo simpatici, di lasciare l'iscrizione pigiando qui sotto che non costa niente. Se volete offrire un caffè a Napoliello potete lasciare una super chat o seguire direttamente il like il like senta a me, il link che è in descrizione per una donazione diretta. Grazie. Leonardo dice: mi aveva messo in time out per niente. Capita. Addio. Forza ragazzi, su. Di Osimhen, insomma. Babbo, buonasera, dice: forza Roma. No, caro, forza Napoli. Calcio d'angolo per noi e capacciata di Koulibaly, o almeno ci ha provato, però no, e mi sa che ci tocca un altro calcio d'angolo. Sì. Buonasera Enrico. Dem dice: Napoliello, il nuovo fenomeno sa chi è? Tedor Sciucchi, che è quello che gioca all'Udinese. Dai, no. Ma che vado a fumare? Cioè. Cristian dice: no, forza Napoli. Enrico, forza Napoli. Antonio, ma viene James a Napoli. Sì, ancora siamo rimasti là. Vai, calcio d'angolo, Insigne, Paolo Lopez ha rinviato. La boccia di chi non Mario Rui allarga ancora, Insigne. Dai ragazzi, che ora stiamo palla indietro, Mario Rui. No, Zelinski a Meret. Mario dice: ciao, ma che campionato de caccas. Per noi sì, non tanto. E Mattia dice: forse il Napoli prende Gabriel Jesus, speriamo. Capito? Ma sarebbe un grande acquisto Gabriel Jesus. Buonasera ragazzi, Napoliello, hai letto l'intervista di Insigne? No, Matteo, che è successo? Ce la siamo persa. TH4, buonasera, forza Napoli sempre. Babba,
So della Roma, ma tifo tutte e due perché i miei parenti sono di Roma. Non li leggerò mai quelli lì. Te li sai leggere questi? Io no. Tendonker e Tedor Chic e Tendon. Oh, ma che? Insigne, mamma mia! Paolo Lopez, pallonetto di Insigne, ma... Perché Paolo Lopez era fuori dalla porta. Non ho capito perché ero impegnata a decifrare sangue blu tutta la vita. Attenzione contropiede, Koulibaly, palla al portiere. Fallo di Koulibaly, però. Ha preso piedi e palla, tutte e due. Matteo dice si è levato qualche sassolino dalle scarpe. Chi è? Non lo so. Non so a chi si riferiva. Mattia, tanti cuoricini per Mertens. Rosby della Sampdoria già lo conosce Napoliello, dice Demme. Napoliello conosce tutti. No, non facciamo vedere la partita perché ci buttano giù la live, ragazzi, quindi non si può. Buonasera Fabio che dice grande Napoliello. Grazie Fabio. Ragazzi che arrivate, mi raccomando, per favore lasciateci un like che ci aiutate a trovare più persone. Se vi stiamo simpatici lasciate l'iscrizione episodio qua sotto che non costa niente. Posizione per la Roma quella lì, E se volete offrire un caffè a Napoliello lasciate un messaggio in super chat o seguite il link. Attenzione, mamma mia, Smalling ancora colpiti di testa della Roma, attenzione a Kluivert, Mkhitaryan da fuori, cross in mezzo ancora a liberare Milik, però sempre palla per la Roma, la riprende ancora la Roma. Vai Cagliacon, butta in avanti, via. Insignarello. No. Allora, fuori per la Roma. Riccardo dice forza Roma, no, qua siamo forza Napoli. Cristian lascia like. Napoliello, sei teso come un palo, se giochi tu davanti al passo di Milik faresti doppietta. TH dice gol di Milik, speriamo. Cristian tutto azzurro dice Napoliello saluta solo chi vuole lui. Napoliello stasera sta infriggirito, è il caldo che gli dà fastidio alla capa stasera. Antonio, io tifo Napoli, però spero che vince Napoli. Il che è più o meno la stessa cosa. Quanto sta 0-0? Vedete passare il banner qua sotto che cerco di tenere aggiornato il più possibile. Riccardo dice dove state guardando la partita? Su Sky. Valerio Scala, buonasera, forza Napoli sempre. Vai, punizione, no. Come no? Dem dice Napoliello, lo sai che Peppone ha deciso di bannare chiunque dica che Osimhen è uno sconosciuto e che non è un acquisto top. Per me non è giusto perché è giusta la critica se uno non si conosce. Quello sì. Anche secondo me è giusto cioè uno si esprime come vuole, capito? Abbiamo Francesco, lo youtuber napoletano sotto un altro nome. Buonasera a Letizia. Ma perché prima era Marek, sì, infatti, ma era Marek Ramsey quello Francesco, mi sembra, se non mi sbaglio. Ciao Letizia, ciao Rino. Io sto vedendo il portiere della Roma fare qualche nell'intervento. Non l'ho capita. Babba, so de Roma, ma tifo tutti e due, l'avevo già letto questo, Babba. Sì, già ce l'avevo detto, sì. Salve Gentaglia, dice Francesco, bella a tutti. Forza Napoli! Voglio offrirmi una cosa. Se volete offrire una Coca-Cola Napoliello c'è il link in descrizione, potete lasciare una super chat. Che ne so, qualcuno gli piglia bene da fritti davvero da bere, che sarà mai. Mamma, sei uscito pazzo. Ciro Esposito, cosa ne pensate se Cavani andasse alla Roma? Ma io scherzo, sono pulito. Cosa ne pensi se Cavani va alla Roma? Che ne penso? Mamma, è asciutto pazzo. È asciutto pazzo, appunto. Rino esce se la via col correttore automatico, se sa, Rino se capisce. Freses, anch'io ho quella bottiglia. Ormai queste vanno sempre. Forza tutti e due, dice Babba. Francesco dice Napoli. Perché dobbiamo pensare al 3-1 della Roma nel 2016? Ma anche no. Destrox, Napoliella, Kira starà godendo anche oggi. Sì, 8 vittorie di fila alla terra. Vai Napoli! Calcio. Ivan, buonasera, chiede come sta il portiere che si è infortunato con l'Atalanta, Ospina, quindi. Ospina, se come sta?
No, stava bene, l'avevo rivisto in panchina, cioè non è ancora in condizione di giocare, infatti Però si è ripreso. Però si è ripreso. Savino, buonasera, dice Napoliello, hai visto che Milan? Ah, dove sta Savino? Oh, Savi, buonasera, mamma mia che Milan, tanta roba, è tornata a essere Milan. Antonio dice, lo sapete che conosco Lorenzo Insigne? Buon per te. Un saluto. Ciro dice, Napoliello sta tutto fatto stasera. Ah, sono bruciato. Buonasera Ernie. Buonasera. Ernie. L'incorreggibile Ernie. Oh vabbè. Forse il Napoli prende Under perché Callejon va via. Ah, Under perché Callejon va via, secondo voi è buono? Io prenderei over. Battute deficienti. Matteo dice la Dea quando mi non incomincia... è male Under, è un bel gioco. A me piace. Lo seguiva anche ai tempi dell'Istanbul Başakşehir in Turchia. Matteo dice la Dea comincia a dare segni di cedimento. Ma che cedimento? Dove vedi cedimento? Perché oggi non ha giocato bene col Cagliari. Ha giocato, si è divorato 3-4 palle gol. Cioè, se non segni quelle palle gol è ovvio che poi anche il Cagliari c'ha le sue occasioni, no? Cioè, non vedo dove accade. Boh. Se quelli sono cali, tipo darsi gol. Rino non ride della tua battuta di over, Rino non ridere di quelle sue battute, ti prego, perché sennò si attacca a palla e non mette più detto troppo triste. Per favore. Ciro dice ADL caccia soldi il prossimo anno, chissà DL i soldi, aspetta, DL se li tiene per 6 soldi, con calma. Andrea Stefanelli, buonasera, abbiamo vinto la Coppa Italia ma battere giallorossi è sempre bello, giallorossi. Ah sì. Francesco dice like bello fresco. Who likes? Magari you likes? Fresco. Mamma mia. Che ha fatto? Cosa? Tempo da eccolo. KK col suo capoccione. Koulibaly. Allora. Amo. Dai ragazzi, forza! Usciamo un po' dalla nostra metacamera, un po' che è troppo tempo che stiamo rinchiusi là. Dai di Lorenzo! Vai di Lorenzo! 22! Ci hanno dato pure il numero del Pocio Lavezzi. Vabbè. Cristian, Rino Ner, cosa ridi? Probabilmente. Che ha fatto? Ridi. Di quello che dicevo io, probabilmente. Riccardo Panza, buonasera, dice che vince la Roma 3-2. Andrea Periodo, buonasera, ti salutiamo e forza Napoli sempre forza Francesco Napoli. Dice Napoliello, se arrivi a 30 like deve andare con la maglia della Juve a Napoli, ma non ci spero proprio. Ma quanti like tengo? Perché? Non lo so, devo vedere. Ma cioè tu... Sì, è un mio scarica, ma ha rubato il telefono Napoliello. Luca Cavalieri, buonasera, dai battete sta rometta. Immagino che sia laziale, ma poi nelle ultime partite veramente Roma in difficoltà in tutti i sensi, mamma mia. Allora vediamo se non perdo commenti. Andrea Stefanelli, buonasera, se l'Atalanta vince la Champions 28, dai, arriviamo a 50 like e poi porto sempre il like. Rino dice ADL sta per da cacciare i sordi e questo sarebbe bello, Rino. Intanto domani sera vi annuncio che ci saranno Maru Carmen, chi ha tirato? Calcio d'angolo, ma chi ha fatto che lo tira? Mamma mia. Pellegrini vicino al gol dalla distanza, che tiro ha fatto? Devazione però. Sì. Andrea Di Maria, buonasera. Calcio d'angolo Paru. Vi annuncio che domani sera farò i dopopartite di Napoli l'87, ci sarà la live. Matteo Arte dice quanto mi manca il Pocio, giocatori come lui non verranno più. Purtroppo sì. Ivan, buonasera, non mi ricordo se ti avevo già dato buonasera. Dai che segna Napoli da tifoso atalantino, speriamo. Voglio. Narancia, buonasera, da milanista vedete di pareggiare. Sì, già. Andrea De Maria, sono quello dell'altra volta. Yes. Sei un giocatore del Paris Saint-Germain, Di Maria. Ora la Roma, ragazzi, sta già, però noi non stiamo a fare più niente. Allora, andiamo. White Gamer, buonanotte Napoliello, buonanotte White. Andrea Stefanelli, vi piace il nuovo attaccante del Napoli, quello francese?
nuovo attaccante del Napoli. Osimhen. Ancora non l'ho preso, però sì, siamo addirittura d'arrivo, poi arriviamo io. Però quando è 60-70 milioni, troppi. Secondo me sono troppi soldi. Leonardo non gli piace che stiamo ancora a 0-0. Cioè 60-70 milioni per una promessa, una scommessa, cioè sono troppi. Andrea chiede... Corta, Kiss, Zego. No, si è lasciato, non è niente, voglio. Lascia andare. Andrea chiede: ma chi sta giocando meglio, Napoli o Roma? Per ora pare alla Roma, perché sta pressando di più in zona di attacco. Si è più pericoloso. Andrea De Maria, non so se attenzione Zappacosta, grande Mario, lui a chiudere. Forse. Giuli, buonasera. Andrea dice: non so se te ti ricordi. Sì, mi ricordo De Maria, mi ricordo. Leonardo dice: Osimhen è fortissimo. Sì, va bene dare fiducia ai giocatori così, però capito? Siamo al 25esimo comunque, non so perché dici quei 40-50 minuti, White Gamer. Noi la stiamo guardando in televisione la partita e non possiamo lasciare i link. Abbiamo un romanista che è Michele Dattoli, e Roma e Napoli. No. Napoli, forza Napoli. Rimessa dal fondo per Ospina. Lei è Spina, senti a me, Meret. No, ma guarda, 10 minuti e poi lungo. Signore. Jux dice sorry, non so perché. 40-50 milioni, avevo letto minuti, scusa, sono un po' rincoglionita. Demme, per quelli che mi stanno chiedendo perché seguivo Peppone, lo seguo dal 2016 così come Sickwolf. I miei preferiti sono Asso di Roma, Ghiottone, Garbome, Napoliello, Andrea Meuro, Peppone e Fuse Gamer. Mamma mia, ce n'è da grande. Andrea Stefanelli, è vero che Cavani andrà alla Roma? Ma vediamo, Michele dice: io non escludo mai nulla, devo vedere. Michele dice: Paolo Lopez come Brignoli, io con nomi. No, Paolo Lopez è un bel portiere, dai. Andrea dice: chi vince tra Napoli e Roma secondo noi? Napoli sempre, tutta la vita. Leonardo, io voglio dei gol in sta live. Li volessimo pure noi. Siamo 0-0. Napoli soprattutto. Vanno a dormire, ma Michele dice pareggio 0-0, ma anche no. Demme vuole bene a tutti. Demme al cuore grande, vuole bene a tutti. Oddio, ragazzi, ricordo a chi si è messo in live da poco, se vi va di lasciarci un like per aiutarci a trovare più persone, se vi stiamo simpatici di cliccare il pulsante qui sotto per iscrivervi al canale da Napoliello87 e se nel caso voleste offrirgli un caffè, una Coca-Cola o un calmante potete lasciare una super chat o una piccola donazione seguendo il link in descrizione. Vai, bella, perché con buonanotte. Ma ora faceva fare l'autorita a possessione. Vabbè, ma non è più arte sua la porta. White Gamer dice che il Villarreal ha pareggiato col Barça. Leonardo dice non va bene il pareggio per il Napoli, deve vincere assolutamente. Andrea, ma dove giocano? Su Sky o DAZN? Su Sky. Giocano su Sky. Dai, allora attacchiamo un po' noi. Forza ragazzi, vediamo di tenerli un po' nella loro area. Dai. Ecco appunto. Ripartenza della Roma, signori. Andrea ama vincere, per forza. White Gamer ti chiede se secondo te viene. Di Mario. White Gamer ti chiede se viene. Cosa? Io non lo so leggere. Come si chiama? Superslide. Secondo te viene? Può darsi. Destrox dice: se vendiamo prima i terzini, sì. Destrox dice che sono 50 milioni per Osimhen, ma come dici tu per una scommessa sono decisamente troppi. Ma il Napoli tanto fa sempre così, spende un sacco di soldi, poi li tiene in panchina e poi li rivende alla metà della metà del prezzo. Questa è la strategia di De Laurentiis, è un po' stupida, però lui fa così. Franco Falcone, ciao e sempre forza Napoli, sempre forza Napoli. Leonardo, se fa gol Maglio Rui, togliete la maglietta. Assolutamente.
No. Esatto. Andrea, bannato subito. Andrea, il migliore del Napoli finora? Migliore del Napoli finora? Cioè, non è che sia una partita fino a mo', cioè... Sì, non si è fatto nulla finora. Matteo infatti dice, sembriamo stenti, l'Atalanta ci ha fatto troppo male. Patrizia Preschi, mi saluti. Ciao Ciao Patrizia. Patrizia. Cristiano Azzurro, già te basta, che bella che sei. Andrea Maria, ciao. Saluta Rino. Madonna, che caldo però stasera davvero. Smalling fuori, signori. Si è fatto male. Chi entra? White Gamer dice: secondo me il migliore in campo del Napoli è Demme. Sì, fa sempre una partita molto difensiva, cioè cerca di concedere poco. Cioè, normale, non è che... Cioè, sì, sembra una partita molto da pareggio, cioè, non dice niente. Trapazio. Bococco, Napoliere, ti piacerebbe a centrocampo? Donche. Comunque è bel giocatore quello che c'è al Milan, Salemaker. Cacchio Olympiacos e Bucchini. Piacere tutto mio Andrea. Signore, sì, però questi 30 minuti per ora non è che stava a giocare un granché, Speriamo di riprendersi un po' perché azioni pericolose da parte nostra poche per ora, troppo poche. Dai. Vai. Mamma mia, è troppo lungo. Niente, anche sto giro. Andrea dice: sei l'allenatore, ho 10 anni, mi dici la verità. Non l'ho capita. Maurizio Perugini, where you Maurizio da Roma, oggi io vedo un pareggio. Brutto che Spinazzola, cross in mezzo, colpo di testa di Perecchieri. Koulibaly e Meret se ne stavano a dare. Vabbè, palla al Napoli, niente. Leonardo, forza Inter sempre, ma anche no. Bococco e belga Selmakers come Den Donker. Luke 65, buonasera, visto Fatina, adesso arrivano tutti. Andrea, Rino è il vice allenatore. Zio Luke, portaci fortuna. Beh, un po' di fortuna schifo non fa mai. Sì, però per me sta attaccare Roma. Che palle. Aia, dai, Koulibaly, butta fuori. Vai, dai, ragazzi, Fabiano, fuori. Dai, Napoli dice Emmet. Dai, forza. Mamma mia, traverso, ma anche canchiera. Bel cross, capocciata di Milik, traversa. Poi l'ha presa il portiere, rimbalzata un paio di volte. Ha fatto una cosa strana. Allora, cross, capocciata di Milik, traversa. Poi Cagliacon sulla Poi Cagliacon sopra la testa, l'ha mangiato, si è mangiato un gol. Raga, Cagliacon a portavoto si è mangiato un gol, guarda, l'ha portavoto, poi mamma mia. Cagliacon non aveva proprio la porta, pure sull'Issappo. Luke 65 dice Mertens gol, speriamo. Maurizio Perugini, il pareggio ci sta bene. No. Cristian chiede di essere messo amministratore, ma per ora ne abbiamo già a sufficienza. Il Milan ha offerto 40 milioni al Napoli per Lozano, tu accetteresti? Il Milan 40... per il momento do ancora fiducia a Lozano. Il fatto è che noi l'abbiamo pagato proprio 40 milioni, però per ora non li è valsi. Sì, ma se ci dà 40 milioni può darsi di sì, così si va pianato il giocatore. Dem dice stanotte butto giù la porta, mi sono rotto le scatole, voglio segnare. Dem, datti la ossa e segna. Dem. Sì, è moderatore, è vero, non è amministratore. Forza.
Sveglia. Luke chiede se sono tua moglie. Sì, sono sua moglie. Maurizio 1-1, gol di Milik e quello della Roma 0. Ma speriamo che si vinca noi, ragazzi. Ma Mertens non gioca da cartonati. Ah, sì. Maremma Screpolacci. Ah, signore. Non c'è niente da... Oh. Ancora palla alla ancora Roma. 0-0. Proprio primo tempo triste, voglio. Abbastanza. Ah, che fatica. Mamma mia. Vai, Dai, insignarello, su, insignarello, se segno, me lo dedichi la canzone di Maradona nel post partita. Rino, mamma mia, ho appena visto la traversa di Milik. Rino, stai un pochino solo in ritardo. Nel video post partita, dice se gli dedichi la canzone. Beh, se fai gol può pure farlo. Sì. Leonardo chiede se vorremmo Ibrahimovic, Messi e Pogba. Sì, vabbè, cioè. Ma poi... Maurizio Perugini, non cantate vittorie. Ah no, figuriamoci, qui finché non si fa gol, buonanotte. Luca, Giada mi trasferisco a Napoli, tutte belle ragazze. Cristian dice rompete le gambe alla Roma così vinciamo. Sì, vabbè, però c'è nel senso, poi abbiamo un sacco di spursi, non funziona proprio così. Dai ragazzi, punizione per noi, siamo al 35esimo, vediamo se cavamo qualcosa di buono fuori da sto primo tempo. Vediamo. Allora, e come al solito ricordo a tutti, se vi va di lasciarci un like, se vi stiamo simpatici di lasciare l'iscrizione cliccando sul tastino qui sotto. Punizione per noi, sì. E se volete offrire un caffè napoliello, super chat o link in descrizione. Insegna su punizione, no. La lascia a Mario lui. No, niente ribattuta. Dalla difesa della Roma. Yes. Temme, oh mamma, però ancora non lo cantiamo. Luke dice io ho detto 3-1 a Giada. Speriamo finisce 3-1 per noi, raga. Speriamo proprio. Dai, Signorello. Buona. Vai, mamma mia. Tiro da fuori Dighi, non l'ho visto, però. Leonardo dice io 3-0 Napoli, speriamo raga, speriamo. Per ora 0-0 voglio. Mamma mia. Rimessa laterale per la Roma. Siamo sempre nella loro tre quarti però. Cristian dice la Roma è come Krillin, perde sempre. E come? Krillin. Addio ragazzi, forza, dai. Chiudiamo, se chiudessimo con un bullettino sul 1-0 sarebbe proprio una bella cosa. White Gamer dice io dico 2-1 per il Napoli. Ragazzi, speriamo, siete tutti fiduciosi che vinciamo. Per ora è una partita bloccata. Però Marco Pacci dice io ve lo dico dopo la partita il risultato. Ancora la Roma, Kluivert che... mamma mia, sta giocando bene la Roma. Ora. Sì. Spinazzola. Ha giocato abbastanza bene tutto il primo tempo, meglio di noi. Ma guarda là. Se la Roma... ma perché se noi siamo senza obiettivi, secondo me ci interessa poco. Fuori ragazzi, fuori. Meretta salvato sulla linea del fondo campo. Forza ragazzi, forza. Mi fate venire sonno. Dai.
Ma mamma 0-0. Che partita triste voglio. Arturo Leazza, buonasera Napolilla e sempre forza Napoli, Arturo. Vai. Mamma niente. Vai, chi è? Cagliacon, vai. Ti hai mangiato un gol, però. White Game dice, dai che li battiamo, hanno perso contro l'Udinese, dai, speriamo. Non entra la Sonia in like. Evidentemente no. Sì, Attenzione. siamo ancora 0-0 ragazzi. Ma... Dai, però la Roma però è più pericolosa di noi, Cioè, noi abbiamo avuto quell'occasione clamorosa con la traversa di Milik, però in generale la Roma attacca di più ed è più pericolosa. Qualche azione abbiamo fatto anche noi, ma poco rispetto a loro. C'è niente da fare. Forza ragazzi, su. Siamo quasi al 40°. Di Lorenzo rimessa laterale per noi. Dai. Dai Mario Rui. Ma la Roma è forte, gioca bene. Proprio con noi gioca bene, madonna. Esatto, come sempre. Tutti con noi giocano bene. Vai Insigne, vai. Rino, ragazzi, una bomba di mercato. Sapete che Messi cerca squadra? Il Napoli farà un tentativo. Se non dovesse riuscire, l'alternativa sarebbe The Donker. Mi sembra buono, no? Ancora Dendrong qua. Andrang. White Gamer chiede se hai mai incontrato un calciatore. Oddio. Mamma mia, palla con la Roma, Zappacosta non ci è arrivato. Ci sei inciampato. Mamma mia, che si è mangiato Pellegrini, mamma mia. Madonna, ragazzi, l'occasione palla, tu, pensa a schedine con l'Olimpia Costa. Ivan dice chiudete la partita nel secondo tempo. No, bisogna ancora aprirla, però prima Leonardo dice avanti Lazio fa moglie 3 gol, avanti Napoli fa moglie 3 gol. Bococco Lazio ti sei preso 3 gol come Milan. Bococco dice ti piace Ziborra dell'Atalanta? Ti piace Ziborra dell'Atalanta? La cipolla, no. Antonio dice sono giocatori meglio, ma perché ci sborra qua? Antonio dice giocavamo bene perché noi siamo più forti. Godo? Se si facesse gol noi magari no, niente. Io direi che il Napoli si compra Messi e anche Pelé davvero si è ritirato. Napoli famoli 5. Allora Matteo dice ma come fa la Juve a volere Milik? Chiediglielo. Non lo so proprio. Una Milik, mamma mia. Però pure noi abbiamo avuto attraverso Milik l'occasione della Sì, appunto, noi abbiamo avuto 2 occasioni, però la Roma ne fa di più. Roma è stato un po' più pericoloso. Allora, altro angolo per noi, ragazzi. Siamo al 42esimo. Più corner noi, Diciamo che per ora secondo me è una partita molto equilibrata, un pareggio ci può essere. Vai. Dai. Vai Marietto. Dai, non è già arrivato. Allora, Emilio, bruciamo la capitale, addirittura. Dai, cavolo, dice Forza Napoli, Aiden. White Gamer, se prendiamo Graziano Pellè, facciamo il triplete. Pellè. Arkadiusz Milik, magari se potesse fare Arkadiusz Milik, facesse gol. Allora Ivan, oggi Malinowski dell'Atalanta ha fatto una partita splendida, che giocatore. Sì, forte. Buonasera Giuseppe Siciliano. Buonasera Giuseppe. Maurizio Perugini si sta a vedere Gomorra.
Tanto sta partita sembra quasi un pareggio scritto, veramente. Per come... Ma speriamo di no, raga. Dai, Vai, dai, vai, dai, vai, dai, dai. vai, Favorito da rimpallo. Eccolo, il gol. Mamma mia. Vai Zelinski. Da fuori. Zeli, mamma mia. Anche lui la porta dei 50 metri. Luke dice che la Juve sta trattando Lionel Messi. Sì, poi già c'è Ronaldo, poi che fa? Promesso. Fazzi Amarà dalla Tunisia, Forza Napoli, grande Fazzi, sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. Ragazzi, se volete lasciate un bel like, iscrizione al canale e condividete con i vostri amici nelle chat e se volete ancora un caffeino. Maurizio continua a dire che secondo lui finisce 1-1. Destrox Napoliello, cosa pensi di Cristante? Secondo me fuori dal contesto è un giocatore da Empoli, scarsissimo. Chi è? Cristante. No, scarsissimo no. Dice al di fuori del contesto dell'Atalanta però. Vabbè, perché l'Atalanta, cioè secondo me ora come ora l'Atalanta per il calcio che gioca, se Cristante lo metti nell'Atalanta rientra un'altra volta si marca bene anche con l'Atalanta, secondo me. Che l'Atalanta gioca così bene. Ma lui infatti dice fuori dall'Atalanta sì, fuori dall'Atalanta infatti sì, fatica. Però per l'Atalanta, cioè se riandrebbe all'Atalanta sarebbe un'altra volta ai suoi livelli, secondo me. Allora, Matteo Art dice anche Dzeko sta trattando. Chi? Anche Dzeko sta trattando. Non so se intende la Juve. Attenzione, proprio Dzeko, Koulibaly butta fuori, coi piedi un po' storti però. Lo sai chi dovete comprare? Dai, vabbè. Va bene. Luca, a Messi le righe verticali non stanno bene, lo fanno ancora più basso di quanto in effetti sia. Meglio la zona. Sì. Destrox, quindi secondo te soffre il contesto della grande piazza come la Roma? Ci sta perché sai, le piazze come Roma e Napoli sono pesanti, perché un giocatore se non fa bene viene criticato subito. Cioè, guarda Lozano, sarà un anno o meno di un anno che a Napoli già l'abbiamo ucciso, già l'abbiamo buttato, cioè già è morto. Luke dice a me piace pure Zapata. Secondo me le piazze come Roma, Napoli, insomma le squadre c'è Lazio, più Roma e Napoli secondo me, no? Nel contesto. Un giocatore che va lì, se non fa bene subito lo critichiamo, lo buttiamo subito nella nella cacca, no? Gli va data fiducia secondo me, almeno un anno di tempo, un anno e mezzo, cioè massimo un anno e mezzo, ma gli va data fiducia, non lo puoi subito criticare dopo 5-6 mesi che ha giocato, che poi non ha giocato nemmeno con continuità. No, perché anche vabbè, parlando di Cristante alla Roma ha giocato molto di più, c'è da tempo alla Roma, quello è diverso. Comunque è finito il primo tempo, ragazzi, e siamo ancora sullo 0-0. Ma chi sta giocando qui? Il messicano? No, Lozano è in panchina. Ernesto Torregrossa sta trattando a Napoli pure Osimhen. Vediamo un po'. Ma chi è Superman? A Superman. L'Olimpiakos sono fatto ancora e basta. Che volevo mettere Maribor, ha vinto, ho messo l'Olimpiakos cavoli tuoi. Signore, c'è la Maronna, mannaggia. Maurizio dice con lo schifo di Manolas come sta giocando? Chi è? Dai, Manolas? Insomma, cioè ha fatto andare via troppo, ma perché secondo me è stato infortunato, è rientrato oggi, ma proprio con la Roma doveva, cioè pure io dico, no? Cioè Gattuso con tutto che lo rispetto, le sue scelte e tutto, ma stasera Manolas proprio con la Roma lo doveva far giocare. Cioè Maksimovic sta facendo delle partite da Dio, è vero che devi anche si riposare perché ogni tre giorni giochi, però cioè Manolas, cioè, vabbè, almeno cambialo ora, dato che ci sei, cambia. Luke dice Duvan Zapata è ancora armato ma Milik è forte. Mi piace più Zapata, ora come ora probabilmente ora come ora Zapata è più forte, però siamo lì, bisogna vederle nel contesto.
Voglio dire, se venisse a Napoli, capito. Vabbè, ma secondo me il Zapata come è cresciuto ora, ma perché anche il Zapata ti ricordi quando era al Napoli aveva poco spazio, c'era Higuain, dove giocava. Ivan Migliorati, oggi Gasperini ha messo una formazione stravolta, 2 esordi, Tamazza e Sutalo. Sì, l'ho visto dal primo minuto, è l'attacco Muriel Malinowski, sì. E passa in appoggio di Pasalic, sì. Ilicic e Zapata e Kovac sono entrati a metà del secondo tempo. L'ho vista la partita, bella partita. Ho fatto anche il video, però non ho potuto pubblicarlo, lo pubblico dopo con quello del Napoli. Sì, è stata una bella partita, l'Atalanta si è divorata di tutto, veramente si è mangiata l'impossibile. Il Cagliari alla fine stava per pareggiare, meriti anche al Cagliari che ha fatto una bella partita restando sempre lì, cioè tenendo il risultato sullo 0-1. Giada Manolas non fa schifo, infatti è forte, però attualmente secondo me deve giocare, lo devi far rientrare, sì, ma non con la Roma, subito così a botta, ma ho i miei dubbi su questa scelta. Rino come minimo. Luca Bernardeschi per Milik va bene alla pari. No, Bernardeschi per Milik, a noi ci serve un attaccante, ci serve Bernardeschi, ci serve un attaccante, se la Juve deve prendere Milik ci deve dare soldi, basta. White Gamer, Zapata non torna a Napoli perché è vecchio, ma infatti anche il Napoli non lo prende più. Figuriamoci De Laurentiis. No, i giocatori che sono già stati a Napoli non rivengono. Allora Manolas se ne dovrebbe andare via, così pure Pellegrini e Perotti. No, Manolas perché se ne Manolas a me è forte. Ragazzi. Ho detto che magari non l'avrei fatto giocare sta partita, ma è forte Manolas. Yes. Dai ragazzi, dobbiamo vincerla assolutamente. C'è una partita molto equilibrata, la Roma ha avuto le sue occasioni come a noi, perché noi non siamo stati a guardare. Milik si è mangiato un paio di gol, poi ha preso una traversa. Dall'altra parte la Roma non c'è stato guardato, Zappacosta si è mangiato un gol, Pellegrini un altro paio di gol. C'è una partita dove ci sono state occasioni da entrambe le parti, però pareggio, partite equilibrate sul pareggio 0-0. Quelle occasioni che ci sono state mi aspettavo qualcosa. Noi abbiamo avuto occasioni più pericolose e clamorose, tipo la traversa, però la Roma è stata più costante in attacco. E ci ha prestato quella di Zappacosta era una bella occasione, il pallone lì è scivolato senza più un pallone. Sì, vabbè, ma non l'ha preso, noi abbiamo preso traversa. Sì. E poi era lui la porta l'ha buttata sulla mano. Rino va a farsi lo spuntino. Buon appetito, Rino. Mi sa che mangio pure il torcino. Pio Gabriel, buonasera, dice Osimhen, forse viene, speriamo. Speriamo, mamma si mi asciuga pais. Ragazzi, ricordo a tutti quanti, a chi si sia messo in live da poco, se vi va di lasciarci un like, se vi siamo simpatici di lasciare l'iscrizione pigiando il tasto qua sotto che è gratuito, condividete la live perché più siamo più ci divertiamo, e se volete offrire un caffè a Napoliello potete lasciare un messaggio in super chat o seguire il link che trovate in descrizione. O capisci, potete mettere $1 o scattato su un coppo $1 o se no c'è PayPal Napoliello. Scatti sul link di PayPal Napoliello. In descrizione. In descrizione non mi è scassato. Io ancora non ho capito, ma tu sei pro o contro? Dio, mi è scorso il messaggio. Aspetta che ma si sono bloccato il messaggio perché vedo da me stesso. Pro o contro l'acquisto di Osimhen? Sappi che sarà ufficiale addio a Milik. L'attaccante del Napoli sarà Osimhen. Vabbè, diamo fiducia a Osimhen, però secondo me 70 milioni sono troppi. Se veramente è così la cifra, sono tanti. Ragazzi, stavo leggendo stamattina che Pallotta si vuole comprare Cavani, ditemi la vostra. Che devo dire? È un grande acquisto per la Roma, se lo prende. Andrea De Maria dice no, caffè, birra. Birra buona. Ecco, la birra fresca. Potete offrirgli quello che volete a Napoliello. La Beckes. La Beckes mi piace. Secondo voi chi giocherà la finale di Champions? Secondo me la vince.
Io ti dico pure che la vince, un Bayern Monaco. Ma chi la gioca? Bayern? Allora, secondo me la finale dicendo Bayern Real Madrid e vince il Bayern. Sti cavoli. O Bayern, sì, Bayern Real, sì, e la vince il Bayern Monaco. Dan mi dice così, Men si è presentato in ciabatte nella sede del Napoli. Ah, beh, sta comodo, se si sente a casa sua evidentemente, era a suo agio. Chi è? Gattuso metti il ciuchi, Chi dice è? Giulio. Osimhen in ciabatte. Giulio dice Gattuso metti il ciuchi. Ciuchi! Marronne. Ciu! Ecco. Io non ce lo vedo Cavani con la Maglietta della Roma, noia. Dispiace se va alla Roma ovviamente, però voglio oggi come oggi solo la maglia, perché tanto tutti vanno dove... Luke dice la Champions la vince Maurizione. Chi la vince Maurizione? Chi è Sarri? Non dissi cose, ok, dai, ma che scimitaggine. Ora dai. Non l'ha vinta con un centrocampo che aveva Pirlo, Pogba e Vidal, vince con Betancourt, Pjanic, con tutto il rispetto, ma c'avete un centrocampo, fa acqua rosa viva Agnese, cioè... Con che? Già te basta andate in pace. Oh signore, basta. ecco, Napoliello se n'è andato, ha deciso che non ne vuole sapere più niente, gli è presa male. Gli è presa, Riccardo gli dà la testa a Napoliello, ragazzi. L'Olimpia Costa mi ha fatto per la Maronna, sta Olimpia Costa, ragazzi, per colpa vostra, per colpa vostra, io con 2 euro giocati, 50 euro, l'Olimpia Costa ha pareggiato con Panathinaikos e Raso 0-0 e ho perso ambuletti 50 euro. Ora facete come volete, un euro a testa, donatevi 50 euro. E fatemi già spedire, se no sono cazzato. Sì, Dan mi dice, a prescindere non è professionale presentarsi così, sei Osimhen, non Maradona. Vabbè. Andrea Lillo TV, buonasera. Secondo te ha giocato meglio la Roma o il Napoli? Nessuna risposta. Ha giocato meglio la Roma o Napoli? Entrambe le squadre, dice Napoliello. Forse secondo me qualcosina no, equilibrata. Raffaele Catania, cosa ne pensate di questo primo tempo del Napoli? Pareggio giusto, dice Napoliello. Io ve faccio indifferita per Napoliello. Sonia, buonasera. È arrivata Sonia. È viva? Sei viva? Napoliello ti chiede se sei viva, Sonia. Non so se la sente. Joker 99, buonasera, forza Napoli. Luke, Scira, pensavo che non mi volevi più. Luke, si zuppa il biscottino a Palermo. No, vabbè. Cioè, va bene. Dem dice, signor Napoliello, ma come ti chiami? Mi chiamo Sara. Oh, Giada, oh, Luca Cavalieri, grazie per la donazione. Luca Cavalieri ti ha offerto un caffè. Grazie, il caffè di Napoliello stasera è offerto da Luca Cavalieri. E abbiamo un hater che stava dicendo cose bruttissime sul Napoli, così, vabbè, buonasera comunque anche a te, caro, puoi pure andartene se... Ok, Sonia è delusa da tifosa del Parma, ma spera per noi. Grazie Sonia. Andrea, mi chiamo Andrea, e hanno capito che ti chiami Andrea. Questo Furious Only lo blocchiamo perché se sei qui solo per dire cose brutte, ciao ciaone. Ricordo a tutti che si sia messo in live da poco, se volete lasciarci un like per aiutarci a trovare più persone. Se vi siamo simpatici di iscrivervi al canale pigiando il tastino che c'è proprio qui sotto che non costa nulla, condividete la live perché più siamo e più ci divertiamo, e se volete offrire un caffè a Napoliello o a me, visto che ora ci sono io qua e mi vorrei pigliare un caffè pure ogni tanto, c'è il link in descrizione o potete lasciare una super chat.
Sonia, Luca non mi hanno chiamato, scusate il ritardo. Non ti preoccupare, Sonia. Dem dice chi parla male del Napoli o di Napoliello se la vede con me, ok? Fate i bravi, grande Dem. Christian Andrea De Maria scrive educatamente. Sì, ragazzi, siamo educati. Siamo qui che per divertirci, per ridere tutti insieme. Non facciamo le teste, cavolo. Ma pubblicità. Un attimo di pubblicità, ragazzi. Anche lo svelto azzurro, voglio. Non lo fa, ste cose. Mannaggia Marò. Allora. Napoliello si è persa la cappa. Napoli. Allora. Buonasera Cristiana. Ti salutiamo, anche Napoliello ti saluta pure mentre si sta a pigliare il caffè. Volete sapere la canzoncella? Oh madonna, no, non la vogliamo sapere la canzoncella. Guarda come fa la canzoncella. Natazzule caffè, Napoliello sta sempre con te. Gesù, perché? Luca mi ha offerto un caffè anche a me, grazie! Antonio dice tra quanto inizia il secondo tempo? Penso 5 minuti, non lo so, non ho guardato l'ora onestamente. Marta, buonasera. E Danilo anche buonasera. Dem dice Sara Monapoliello mangia molto, qual è il suo piatto preferito? Pizza, raga, pizza, la pizza non si scampa mai. Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87. Va. Oh Gesù, no vabbè. E infatti Raffaele stava proprio scrivendo l'educazione è fondamentale in tutto, anche nelle cose più banali. Maleducato. Raffaele mi è scappato. No, vabbè, raga. Va bene. Pizza fritta. Oh, è giusto. Pizza fritta per me ancora meglio della pizza. Amica mia, grazie. Oh, stanno entrando. Ve lo scrivo su Insta. Cosa? Come si chiama Napoliello? Il vero nome di Napoliello è Francesco. Dai ragazzi. Cristian tutto azzurro, ma stasera non so. Dove mi sono persa? Via ragazzi. Giù. Vediamo. Deve fare qualcosa nel secondo tempo. E i giocatori stanno rientrando. Insigne se la sta a ridi Insigne. Se ci fa gol però anche meglio. Forza ragazzi, forza. Un gol di Manolas non ci starebbe male. Gol dell'ex, te ce l'hai sempre col gol dell'ex. Ve lo dico un'altra volta prima che inizi il secondo tempo, perché poi c'è la partita. Vi ricordo a chi si sia messo in live da poco di lasciarmi un like se vi stiamo simpatici, di iscrivervi al canale pigiando il tastino qua sotto, di condividere la live, che più siamo più ci divertiamo. E se volete offrire un caffè a Napoliello o a me qualcosa da bere, potete lasciare un messaggio in Superfan, in chat, o seguire il link che trovate direttamente in descrizione. Dem dice: i miei piatti preferiti sono pizza, lasagne, tortellini, panna, piselli, pancetta, parmigiano e spaghetti ricci di mare. E poi? One player, one console, ciao, buonasera. Buonasera, one player e one console, gioca a PlayStation. Napoliello, perché mi rubi sempre il telefono? Rimortacci tua. Allora, la vuoi dire che la boccona sta per iniziare il secondo tempo. 3, 2, 1. Secondo tempo iniziato, ragazzi. Buonasera Ale, meglio a carbonara, buona pure quella. Buona carbonara, mamma. Ciao, volevo dire che vi voglio bene. Grazie. Ma lui, Culibali. Cocò, mannaggia, miseria.
Cocò, finisci di mangiare il cartone. C'ha la maronna, mannaggia. Dai ragazzi. Vai Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui, Koulibaly, Dai, ce la potremmo farcela. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Siamo rimasti là, sta succedendo niente. Mannaggia la marosca. Ciao Vipolli. Babbo, te prima di leggere a voce alta, leggi di silenziosi Allora. messaggi. Allora, Luca Cavalieri, dai Napoli, vinci, fammi un regalo e anche tutta la Roma, la vera Roma. Vai. Grazie Ali, Sì, vai. Mamma mia. Ma Cross che è diventato un tiro in porta. Paolo Lopez si deve l'ha buttato allungare. fuori con le ditine. Sì. Si deve allungare per buttarlo in calcio d'angolo. Rino dice, ragazzi, lo spuntino l'ho fatto, sono pronto per entrare in campo al posto di Milik e tirare 2 colpettine in porta. Grande Rino! Napoli, fate stancare bene. Bene, a Roma che mercoledì ci giochiamo noi contro. Forza, raga, forza. Calcio d'angolo per noi. Vediamo un po'. Vai, Napoli. Oh, portiamo Cocò in là. Vai. Dai, Vai, Mario Rui, bella. Koulibaly, chi è? Fabiano Ruiz, vai, Insigne. Madonna, chi da calcio d'angolo. No, sì? No, io direi rimessa al fondo. Scusa. No, sembra ancora calcio d'angolo. Nice. Ancora calcio d'angolo, voglio, siamo ancora in area. Peccato che non arriva un po' d'aria, fa caldo. Dem dice Napoliello ti dà fastidio la barba quando dormi, nel cuscino ti dà fastidio, secondo me perché punge. No, a me no. Ernie c'era prima Giada, è passato ma poi se n'è andato evidentemente. Niente, io mi chiamo Napoliello 87 comunque. Su Instagram, io non ci sono, quindi a me non mi trovate. Koulibaly, dai Koulibaly, meno male c'avevamo Koulibaly, però peccato che ha fatto un rilancio di sto cacchio Koulibaly. C'ha la miseria. Ai, giallo per Koulibaly, male, ma mi sa che era diffidato. Vabbè, tanto c'è Maximovic. Vabbè, però insomma, molto male. Buone patatine fritte, dice Iscrivi al Luca, mio buone. canale, no? Beh. Vieni proprio un qua però che stai mezzo dei fuori. Allora, Andrea Stefanelli, ma Mertens, è il suo momento ora. Mertens dice perché non entra. A che minuto stiamo, Pietro? Fra poco vedrai entra. Siamo tipo al terzo del secondo tempo? Sì, siamo al terzo minuto del secondo tempo. Matteo sì, era diffidato, infatti, quindi la prossima Koulibaly se la salta. Capito? Era diffidato Koulibaly, dice Matteo, quindi la prossima se la salta. Oh. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma. L'hanno tirata indietro. Ora sono a centrocampo. Un attimo. Dai, vediamo di recuperare palla, ma che manco per niente. Forza, però. Dem, grazie, che ci fa da sponsor. Dai, ragazzi. Forza, vediamo di uscire un po'. Fallo per noi, però siamo sempre nella nostra metà campo. Forza. C'è la Maronna. Ti ho scritto su Insta. Ma non credo dica a noi. Penso. Madonna, però ragazzi, Io fa caldo.
Andrea, non li battiamo mai non li battiamo mai in casa questi, dai tempi di Benitez. No, fa un cacchio. Vai, Dem. Vai. Ehi. Mamma scala. 0. No, raga, però che palle, abbiamo riniziato come abbiamo finito il primo tempo. Che rottura. Antonio ci adora, grazie. Grande Antonio. Ancora la Roma, va giù, da dietro con Mancini, va da Lopez, lancio lungo a cercare Pellegrini, Spinazzola indietro ancora, dalle parti di Mancini, lancio lungo, fuori alla portata, Sì, fuori alla portata, rimessa laterale per il Napoli. Sonia che ci dice dai Napoli credeteci. Sonia è la nostra dose quotidiana di ottimismo. Vai Koulibaly. Bococco dice che sei un bel ragazzo, Rapuliello. Grazie, Baiocco, grazie. Baiocco, che vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Vai Manolas per chi è? Chi sta? Di Lorenzo. Oh madonna ragazzi, forza mi sta a far dormire. Vabbè Ruiz. Che vuoi? Guarda male. È gelosa vuoi venire live. Insigne, vai, bello questo. È lunga. Marcellischi. No. Mamma mia. È nostra. Rimessa in favola laterale. Allora, Andrea dice siamo sazi, dopo la vittoria della Coppa Italia la Roma ci chiuderà la stagione con 0 titoli. Luke dice io ho detto 2 gol di Mertens, mica è colpa mia se Rino non lo fa giocare. Vai, rimessa. Sonia, grazie. Che dice che sono bella, grazie Sonia. Grazie Sonia. Vai, Mari, mi ha scappellato. Bococco dice tranquilla Sara, lo so che scherzo Rapuliello, non mi offende nemmeno male qui raga. Inizia tua. Lui. Luca dice Sara Francesca è come un sarracino, sì, questo è de fuori. Ciao Andrea, se prendiamo siamo sotto il Milan, sì, non sarebbe bello. Io sono una bella ragazza, grazie. Bravo zio Luke. Vabbè raga, però basta mo, Non sarebbe forse il caso che entri Mertens? Ma sì, a me, forse alla mezz'ora capace lo fa entrare. Tra una decina di minuti magari. Dai ragazzi. Christian dice Andrea De Maria hai rotto. Leonardo, Sara, sei contenta che avete vinto la Coppa Italia? Se vincevate la Champions era più bello. Era meglio sì la Champions, però vabbè, ci accontentiamo, sai. Meglio che niente. Sì. Forza, raga. Abbiamo Paolo. Uè, fra, ti vedo un po' muscio, come vai? E sta concentrato. La partita è 0-0. Vai! Callecon, vai! Ha portato buono, hai portato. Gol, va, fa bocca. Jose! Ha segnato con il numero 7. Jose! Callejon. Callecon va a fa mucca, grande gol. Guarda là, bello. Guarda là come ha anticipato tutti quanti. Nell'inserimento è tanta roba. Si scrive così, vero? Sì. Ok. Stai un po' rincoglionita. Rino, eccolo spot. Vabbè.
Grande Callejon, ha segnato. È grande. Ha segnato. Cioè, il bello è che ora deve andare via, nelle ultime partite ha fatto 2 gol, mi sembra. Buonasera Ludovico Longhi. Buonasera, ma fa molto. E Rino ci fa, ecco lo spoiler. È Rino, però almeno è un bello spoiler. Poi è venuto Paolo, ha fatto gol un Napoli. Luke dice però segnate solo con me, Napoli Ivan dice che vi avevo detto. Vediamo grande. il risultato. Che vi avevo detto, Sonia, io l'angioletto custode di Giada, quindi lasciate tranquilla. Dai, grande. Vamos, anche Erni riabbiamo con noi alla grande. Pierpaolo Faberson è entrato in chat e il Napoli segna. Grande. Ha scritto pure Paolo. Grande. Sembra troppo in giù. Vabbè, scorrono. T'ha portato fortuna un zebrotto, mica sono te che mi secci. Grande Paolo. Dai ragazzi. Vai, vai, Zelinski. Vai. Paratori. Va bene. Il secondo tempo. Ma noi come sempre siamo un diesel. Il primo tempo partiamo a rilento, il secondo ci Punizione sblocchiamo. di Fabian su chi è? Dai. Pure Ludo è il mio amico di Barcellona. Leonardo dice per me la Champions League la vince l'Atalanta. Se magari. Grande Demme. Ricordo a tutti, chi si sia messo in live da poco, se vi va di lasciarci un like per aiutarci a trovare più persone. Se vi stiamo simpatici di cliccare qui sotto il tastino iscriviti che non costa nulla, condividete la live che più siamo più ci divertiamo, e se volete offrire un caffè a Napoliello potete lasciare un messaggio in super chat oppure seguite della Roma, attenzione, link in descrizione. C'è Kluivert contro Koulibaly, Koulibaly si poi gli porta via la palla, mamma mia, e poi lo mette a culo a terra pure. Grande Koulibaly. Guarda là, si mette a fare Zelinski. Mamma Koulibaly. Dai, Di Lorenzo. No, stiamo fermati. Va bene. Dai, ragazzi. Mamma mia, vai Insigne, bello. Non ci ha creduto. Vabbè. Aveva fatto un bel lancio. Pierpaolo dice la Roma ha fatto 60 minuti buoni e ora crolla. Finisce 3-1. Perché no? Callejon da caricare la squadra, dice vamos. Leonardo dice come fai a mettere sotto il marcatore che ha segnato il risultato? Su StreamYard c'è l'opzione dei banner. Ivan, occhio che Zeman ora dice ora che il Napoli corrono troppo. Vai. KK sei un mito. Vai Fabian, vai mamma mia. Bel tiro di Fabian. La traversa. Secondo tempo siamo entrati proprio cattivi. Anna, buonasera. Forza Napoli. Un caffè lo bevi all'Aura con la tua Sonia dice Koulibaly è il gigante buono. Ragazzi, vi devo mutare, se no non ci sta sfizio. Vabbè, rido. Ho scaricato attenzione a Roma. Pellegrini, brutta questa, ma meno male si è picciato lui così. Sì, Kluivert ha sbagliato l'ultimo controllo. Callejon, bella per Fabian. Ancora Demme, vai Demme. Bella. Andrea Stefanelli si è iscritto, grazie ragazzi. Vai Mario. Insigne. Ancora Insigne per Zelinski. Poi a Koulibaly. Vai Koulibaly. Kalimba de Luna. Fabian. Bella palla per Zelinski, vai. C'ha il campo aperto pure Mario Luigi. Bella questa. Ma non c'è nessuno. Mamma mia. Una partita più accesa, una partita più viva e più aperta. Bene, ci piace così. Destrox ti chiede se segui Asso di Roma, che fa spesso live ed è veramente bravo. L'ho visto. È bravo. Zappacosta, attenzione, avanza la Roma, Zappacosta, tira, gol. Ha fatto un cacchio del gol. Bel gol della Roma. Bello davvero bel gol della Roma, complimenti. Fatto un grande no, Mkhitaryan ha fatto un grande gol, complimenti alla Roma. Bel gol di Mkhitaryan, si è creato lo spazio, ha fatto un bel tiro da fuori, grande gol. Peccato.
Incredibile, perché anche qua c'avevo un gol, ho perso 2 schedine per un gol. 2 schedine per un gol. Due. Capita. Save show. Che sfiga. Guarda lì che gol ha fatto Mkhitaryan. Mamma mia, bello. Guarda là. Complimenti. Rino dice, però mi devo dire la verità, mi fate sfiziare parecchio anche voi, grazie Rino, però che palle di Mamma che gol ha fatto. Tanta roba. 1-1. Insigne. È il segnarello. Ma là la difesa ha sbagliato, perché si è aperta e ha dato l'opportunità a Mkhitaryan di tirare. Mannaggia, però un bel gol da fuori area. Grande gol, ma lì la difesa ha le sue colpe. Mannaggia. Dem, non so che dire, ma cosa devo fare per segnare un gol? Dem, datte una mossa. Peccato per come si è preso. Raffaele anche lui dice veramente un bel gol. Ma che polli, Matteo. Peccato per come si è preso, ma merita la Roma per aver fatto un bel gol. Madonna. Però dai, almeno è una partita un po' più viva, ci divertiamo un po' di più adesso, ragazzi. Vai. Ivan dice dai che hai segnato il 2-1. No, il Napoli sta giocando bene. Ma la Roma c'è, sì, la Roma comunque dice la sua. Gabomen sta risultando. Per forza. Pierpaolo dice il 3-1 è sempre valido, non demoralizzatevi. No, dai che c'è tempo. Dai, che si può vincere la partita, vai giù. Matteo dice la testa devono avere mentalità. Vero. Dai. Mo dobbiamo spaccare. Forza ragazzi, forza. Vai. Mamma mia, troppo lungo. Che ora è il momento buono. Ma effettivamente ora mettere Mertensino non sarebbe male. Non sarebbe male. Non sarebbe niente male mettere Mertensino. Buonanotte Paolo. Buonasera Nerazzurro. Pure tu affamato nel suo grande. Grazie. Grazie mille Ale. Dem dice no, sono deluso, scusa ma esco dalla prossima. Ciao Sara. Dem, avevamo tempo ancora. Buonanotte comunque. Cristian dice di iscriverti, grazie. Domani pomeriggio posso venire a trovarvi. Io vivo a Napoli ma tifo Inter. Noi non stiamo a Napoli ragazzi. Segna Zaniolo, dice Riccardo Battistini. No ragazzi. Andrea Stefanelli e Milik ha preso il palo, fratelli. Adesso è andato Maksimovic al posto di Manolas, infatti. Al posto di Manolas? Sì, strano. No, t'avevo detto. Ma lo so, ma Koulibaly è ammonito, lo so, ma Manolas però non è in condizione. Forse non ce la fa. A tenere tutti i 90 minuti. Era infortunato. E poi è andato Mertens, infatti, al posto di Milik, se non mi sbaglio, forse sì. Sì, al posto di Milik. Dai, su. Vai Mertens, sei fresco? Ma non l'ha toccato, dai. Ma che cazzo, non ti ha toccato proprio. Chi è uscito per Mertens? Milik. No, è che non l'avevo visto, me l'ero perso. Maksimovic per Manolas. Vai. Forza. Sicché abbiamo i 3 piccoletti avanti, Callegoni, Insigne e Mertens. Noi abbiamo sempre piccoletti avanti. A parte Milik. No? Sì, a parte Milik. Però... che minuto stiamo? Stiamo al 64esimo, ragazzi. Dai Trilli, facci un gol. Alessandro dice, io sono per Gattuso, forza Ringhio. Non si scrive così comunque. Non so come si scrive, se me lo dite... Si scrive con la Mkhitaryan, con la H. Dopo la T? Alla... Qui? Sì. Dai. Cosa si può fare con i super sticker che qui mi fa vedere? Da solo la notifica. Allora... Forza Napoli, dice Antonio Di Rosa. Forza Napoli. Paolo dice, Fra mi raccomando non mi fa andare un caffè di traverso. No. Allora scusate che devo scrivere a modo Mkhitaryan che non so scrivere. Casino di niente, vai giù. Siamo Napoli. Che lui, madonna, c'è il nome. Ma so.
E la Zaniolo, ai, brutto. Zaniolo. Al posto di Kluivert. Zaniolo è pericoloso, voglio. Attenzione a Zaniolo, voglio. Esiste modo. Andiamo ragazzi, ci dobbiamo credere, voglio. Il gol, sì, ha pareggiato la Roma, stiamo 1-1. Purtroppo. Fabian. Io l'ho ricopiato da internet. Dai ragazzi. Rimessa in zona d'attacco per noi, forza. Dai Zelischi. Vai. La la. Bella, nice. vai Fabian. Vai con bella. Mamma mia. Chiuso il cross. Fazio no. Rimessa in fase offensiva per il Napoli. Callecon. Alessandro Leproci dice dai che il Napoli può vincere, ve lo dice uno juventino. Fabian Ruiz. Speriamo. Di Lorenzo. Fabian Ruiz. Vai Fabian, tira. Rimbalzata. In pieno, Fazio in pieno. Riparte la Roma in contropiede, attenzione, Mancini per Zaniolo, attenzione Zaniolo, Napoli spaccato, parte contropiede della Roma, attenzione ancora a Mkhitaryan, Waiu, cross in mezzo di Zappacosta, niente, Fabio Ruiz aggancia per Insigne, Dai raga, vai veloce, Insigne, vai Lorenzo, mamma mia no, se l'era quasi magnato. Fermato bene dalla fase difensiva della Roma. Cristian dice l'unico modo per vincere è mandare un esemplare di Ibra in faccia alla Roma. Parte la Roma ancora in avanti, Pellegrini, attenzione, voglio. Ancora la Roma, Mkhitaryan da fuori, un'altra volta, mamma mia, centrale per Meret. Demme. Di Lorenzo, Fabio Ruiz, Demme. Un gol del mio Insigne, dice Giada, magari. Zignarello, forza. Fabiano. Parla per la Roma. Mi sa che lo si tolgono invece Insigne, da quel che ho capito. Se perde il Napoli, brucio la PlayStation 4. Esagerati. Comunque navetti ce n'erano due, invece c'è solo uno. Guarda. No, uno. Critica fai prima. Le donazioni non sono i super sticker. Sono due cose diverse, no? Quello è il super chat, questo è il super sticker. Antonio, non lo smetterò mai di dire siete migliori. Grazie. Simone Bella, forza Napoli. Massimo Genco, buonasera. Saluti da Torino e sempre forza Napoli. Sempre forza Napoli. Forza Napoli, vai giù. Secondo me si dovrebbe mettere anche Politano di Cerino. Boh, dipende. Andrea dice che ha 10 anni. Mamma mia. Esce Callecon al 69esimo. Entra Lobotka. No, Lozano. Lobotka e Lozano, tutti e due perché esce anche Demme e Callecon fuori e dentro Lobotka e Lozano. Lobotka che prende il posto di Demme e Lozano il posto di Callecon. Non cambia nulla, voglio. Cristian dice faccio una schedina di 2 euro per il 2-1. Simone Lopis vince il Napoli. Lo farei anch'io, però non posso, ho finito. Battisti dice è un gol veri tu. Ogni volta 21. Francesco, uno di Torino e tifa Napoli. Bene così. Se sa, dice Simone Lopis. Stasera ho perso 2 schedine per un gol. Buonasera Dario Manfre. Piglia male.
Sonia, vi perdo un attimo la batteria scarico, carico 5 minuti e torno. Non mollate, no, non molliamo. Vai, Sonia. Dov'è il ciucciariello? Siamo Il sempre ciucciariello qua. sta qua. Per- È vero, il ciucciariello. Ancora per 20 minuti siamo sempre qui. È vero, Sonia, meno male mi ha ricordato di pigliare il ciucciariello, No. perché porta sempre bene il ciucciariello, però non me la posso mettere in capo stasera perché c'ho la crocchia. Grande Massimo. Vediamo se ci sta così. Buonanotte Ivan. alla Buonanotte prossima. Antonio, anche va a dormire. Buonanotte Antonio. Buonanotte a tutti, l'hai letto te. Simone, che hai sbagliato. Cosa? Non ti sa. Morale a 0. No, dai ragazzi, c'è tempo. Ho messo il ciucciariello al posto suo. Vedrete che le cose si aggiustano. Bella partita. Andrea dice sarò con te. Tu non devi mollare. Dai, raga. Vai. Dai. Che partita, dice Simone, che partita. Il secondo tempo sì, il primo tempo ce l'ha dormito, ma il secondo strong. Vai, che è? No, brutto passaggio, attenzione, Roma in contropiede. Ancora Mkhitaryan, mamma mia, meno male Maximovic è uscito per che è un'altra cosa. Manolas secondo me non doveva giocare. Non era ancora in forma. Vabbè, però per ora... capace proprio da lì è venuto il gol. No. Sai perché l'ha cambiato? Perché si sono allargati troppo, no? Visto, uno doveva andare incontro, i difensori invece si sono allargati. Salutiamo i player, che chiede di essere salutato. Io resto i player. Ciao player, lasciate un Catania. like se non siete ancora iscritti, iscrivetevi ragazzi. Raffaele Catania, io resto, aspetto la fine della live. Grande. Dopo faccio il video post partita, ovviamente. Mhm. Attenzione alla Roma, mamma mia, ancora Mkhitaryan in avanti con Dzeko, sale Dzeko, ancora no, la cerca di aprire, la apre, sì. Attenzione Zappacosta, voglio aia, Spinazzola, Mkhitaryan ancora da fuori, indietreggia per la Roma, palla indietro, Mancini. Buonasera Fiverix. Il Napoli in pressione, Lozano pressa. Ancora fallo laterale per la Roma in fase offensiva, Spinazzola. Rimessa laterale. Spinazzola indietro da chi cacchio, quei Mancini. Mancini è da tutte le parti, cioè, Fazio. Poi chi è quello? Lancio lungo di Pellegrini, chi è? Francesca Zaniolo. dice 2-1 dai, speriamo. Per noi, speriamo. Sì. Andiamo su. Andrea Stefanelli, Mkhitaryan spacca. Sostituito. Vai Fabiano, vai. Koulibaly. Kulimbadelumas. Palla per Mario Rui. Dai ragazzi. Vai Mario. Dai ragazzi. Fabiano. Mamma mia, vai Mertens. No. Mertens però ancora non ha toccato palla. Se la Roma dovesse pareggiare, ci rimane avanti 3 punti e poi ha lo sconto diretto a favore suo. All'andata ha vinto con 2-1. Mm-hmm. Dobbiamo cercare di vincere almeno anche noi 2-1, dai. Dai, Insigne. Ma no. Pierpaolo dice dai che anche se mi devo alzare alle 6 sto qua con voi fino alla fine. Grande. Attenzione ancora Pellegrini. Vai ora. Vai dai Napoli, ragazzi. 13. Vai Mertens, no, brutto fallo. Ma gli hanno fatto un brutto fallo, Sì, fallo infatti su. Punizione per il Napoli a metà campo. O poco più della metà campo, insomma. Sì, di Veretù, fallo di Veretù, sì, brutto, sul piede d'appoggio. Voglio vedere. Dai, arriviamo a 50 like, dai, su, siamo a 42, 50 like per la prossima live, dai. Andrea De Maria dice 2-1 Napoli, pure il terzo va bene, vi ringrazio. I complimenti. Vai Zelinski, vai, mamma mia, troppo largo, mamma mia. Zelinski era vera proprio. Matteo dice ma come si fa, la Roma sembrava messa peggio di noi, ma col Napoli poi giocano sempre tutti bene, fanno sempre così. Quando era la maglia azzurra tutti corrono, tutti giocano. Grande Dario.
Ma Forza, che andiamo poi Napoli. vediamo se aggiusta tutto. Siamo al 75esimo. Di già. Ah, signore mio. Amore. Forza. Fai, altro fallo. Vai. Vai Zelinski. Niente, palla al portiere. Leonardo dice, vabbè, finisce 1-1. Acciala Marosca. Mm-mm. Fallo su Maximovic, Maximovic è stato supinato. Ci vuole proprio che se facciamo le maxi. Pestone sulle ditine. Lui già la partita scorsa era cascato male con la ginocchio. Vabbè, ma ora non è il ginocchio, ora ha preso un pestone sulle dita. Maiani. Se si fa male non così, perché lui è stato infortunato pure un po' di mesi per il ginocchio. Così. Abbiamo una sfiga con i giocatori, perché poi quando sono il meglio della loro forma gli fanno male. Basta ripensare a Gulam, Milik, lo stesso Milik. Attenzione a Zaniolo, contro me, vabbè. Koulibaly lo fa trascinare fuori, rimessa per noi in fase difensiva nostra. Grazie ragazzi, Raffaele. Arriviamo a 50 like, vogliamo un'altra live, infatti. Grazie Raffaele. Grazie Raffaele. Ma Ospina come sta, chiede Cristian? Sì, sta bene, perché quell'altra volta l'ho visto in panchina, però è ovvio che ha fatto bene a non farlo giocare subito, perché non è che... Perché abbiamo persi? Arriviamo a 100 milioni di like, magari. Vai. Zaniolo è biondo, sì, si è fatto biondo. Francesco dice, raga, ora per Zaniolo. Rompe le scatole, sì, lui e Mkhitaryan nell'avanti e rompono le scatole. Vai Fabiano, bella per Di Lorenzo, vai Di Lorenzo. Lozano, vogliamo il gol del Ciupi, vai. Che cross così. Però il crossano è cosa sue proprio a Lozano. No, li fa sempre lunghi, ma poi sempre lunghi. Vai Zelinski, bella per Mario, tira! Mamma mia che parata di Paolo Lopez! Mannaggia! Ha tirato però ha parato. Vai Lobotka, vai, tira tu! A dove ha passato Lobotka? Ciao miseria, mannaggia. Luke dice che Zaniolo va alla Juve. Male. Voglio se li prendono tutti loro è peggio. Lucas 89, buonasera, Forza Napoli. Buonasera sempre. Luca, sempre Forza Napoli. Lascia il like per piacere se sei venuto qui e sei nuovo. Anche l'iscrizione se vuoi, sempre Forza Napoli, ma vinci, voglio, crediamoci. Non arriviamo a 100 like. Magari. Secondo voi chi se lo porta lo scudetto? È la Juve. La Juve lo vince la Juve. C'è poco da chiedere là. Vamo ragazzi, forza. Forza. Grazie Luca. Mamma mia, sì, adesso stanno a fare un po' addormentare. Certo, anche con le partite a quest'ora. Rocchi. Zaniolo era juventino da bambino. Torna a casa Alessi. Già, ma Luigi Lanzini dove è finito? Spari botti in tavola. Se lo porta Maurizio Sarri a spegne le sigarette nella coppa. Sì, i cicchini. Vai. Dai ragazzi, vai, veloci, che c'è ancora tempo, ce la possiamo fare. Luca 99, ciao, buonasera. Ciao, buonasera Luca. Vai. Dai. È la fucilata. Vai.
Vai inserisco, voglio il tuo gol. Buonanotte, bello proprio. Hai perso la palla, hai perso. Mo la Roma si chiude dietro, Vai. Poi sì, ci chiudono. Cazzo, attenzione al Zaniolo. A che tempo siamo? Siamo all'80°, ragazzi. La Roma ora va di contropiede, è ovvio. Antonio si è iscritto e lasciato like, grazie. Murato da Maximovic, palla per il Napoli, va a Mario lui. Luke dice Pellegrini dalla Juve al Napoli, Milik alla Juve. San Gennaro prega per noi. Qui stanno 80 minuti. Tantissimo Cannavaro prega per noi. Vabbè. Dai. C'è sempre 10 minuti più recupero. Dai, ce la possiamo farcela. Mi saluti, Jaswinder, buonasera. Lascia un bel like, Jaswinder, se sei nuovo, e iscriviti al canale, grazie. Jaswinder. Dammo, raga. Mia. La Roma si difende. Vai. Buonanotte. E buonanotte. Vai, Curibba. Secchio. Vai, Lobotka, vai, un passaggio filtrato. Vai lui. Dai, raga. Vai ancora. Vai, Insigne. Dai, Insignere. Bello per Mertens. Insigne, tira. Oh, grande gol di Lorenzo. Ha segnato con il numero 24. Lorenzo. Insigne. E vai, vamos Napoli. E va mucca, così te voglio. Due carbonare, belle inguacchiate. Romani, ti piace la carbonara? Due porzioni. Doppia porzione. Alla grande. Di babà, veramente di babà. E poi Grande. Belle chine di liquore. L'avevo detto che ci stava ancora tempo. L'avevo detto che ci stava ancora tempo. Rino, vi vedo agitati. Suppongo che sì, Rino. Ciucciariello. Insieme a noi. Conquista la vittoria. Conquistala per noi. È un ciucciariello che porta buono. Vedi che quando piglio il ciucciariello succede sempre così. Lorenzo. Ce vuole o ciucciariello. Lorenzo. Insignarello. Anche Giada ha detto che il mio Insigne faceva gol. Sta vincendo 2-1 Cartal. I suoi gol, ha fatto il suo gol Insigne. Il suo bel gol a giro. Non è un ciucciariello, son io, dice Luca. Vai, ciucciariello, Vai, bella. Là. Lozano. Vai, Mertens. Tira. Mamma mia, Paolo Lopez ha parato. Ma no, se no se ne faceva un altro. Mamma mia. Nicola Prileggi da Juventino, complimenti a Insigne, gran giocatore, grazie. Ha fatto un gran gol a giro, il suo classico gol a giro ormai. Una volta ogni 10 anni gli viene. Oi. Sono stato un profeta, dice Alessandro. Mamma mia. Vi piacciono le bombe? Sì. Vai, calcio d'angolo. Grazie San Gennaro, dice Andrea. Mamma. Calcio d'angolo Insigne. Vai. Maximovic non niente. Mertens. Cross. Gol. Vai 3-1 di Lorenzo. Che è fuori gioco? No. Fuori gioco. Vabbè. Era troppo bello, fuori gioco, ragazzi. Leonardo dice fai anche la live Inter Napoli che vi battiamo. Ma l'Inter è già finita, ma già abbiamo giocato in campionato. O no? Non lo so. Io proprio... No, ancora non abbiamo giocato, sì. Abbiamo la terz'ultima giornata, ancora non si è giocato. Sì, farò pure quella. Arriviamo a 50 like e facciamo pure quella.
Ludovico, amici dai che vi portiamo fortuna. Arbitro è cornuto. No, era fuori gioco. Esce Fabian Ruiz che secondo me oggi ha fatto una grande partita. Entra? Elmas. Yes. Pazzi, mi fate sbagliare il risultato. No, vabbè, dai, speriamo di fare il 3-1. Chi è che aveva giocato 2-1 live? Qualcuno aveva giocato? Sì, Christian. Ah. Però non so se poi l'ha giocato davvero. Io li volevo giocare, però purtroppo non c'avevo ma so, è finito. E poi piove. Forza Napoli. 2-1 e vai. Già lo dice, un gol di Mertens, speriamo. La Roma. Attenzione, voglio. Rimessa per noi, voglio. Rimessa per noi. Beh, vabbè. Napoli, tanti mani. È una pippa di Danilo, voglio. Vai, voglio il gol di Lozano. Voglio finire 3-1 gol di Lozano. Speriamo. O punizione su Maximovic. Via, sono un po' più rilassata però adesso. Che succede? Voglio, che succede? A Romanista? Ed hai preso 2 pere a casa? No, in realtà sono a casa nostra, però. A casa nostra? Ti sei pigliato 2 pere? O 2 porzioni di carbonara? Che vuoi, la carbonara o babà? Stefanelli, ho fatto la live e ho detto tira alto e ho azzeccato. Gioco con gli anfibi. Via, siamo all'87esimo, ragazzi. Ce la potremmo farcela. Dai, 4 like, man. Cococca. Andiamo aiuto, dai, si devono ancora giocare. No. Qualche giorno dovete fare la live dallo stadio. Sì. Quando aprono tutto stadio, che io ci vado. Un po' un casino fare la live dallo stadio. Lì, la Puglia lì. Tra 2 che a fare proprio la live così sì, è un macello. Sì. Vai, Mertens. Dai, ragazzi. Vai, Insigne. Vai, Lore. Dai. Mertens stasera è un po' spintarello, Vai, Culimba lì. Perché poi se uno deve stare con me, uno si deve vedere la partita. No, ma poi c'è un casino, c'è troppo casino. E poi anche non puoi usare il computer. Vai. Calcio d'angolo per noi, ragazzi. Grande Mertens è una tirata in porta, però fa quello che può fare, protegge il pallone, passa la palla, gioca con normalezza. È un potere Rociucciariello. A Napoli. Dai, facciamo un altro gol. È vero Ciucciariello che facciamo un altro gol. Andiamo quando abbiamo vinto questa qua. Quando finisce se abbiamo vinto, si cambia un giorno all'improvviso. Luca Cavaliere, un saluto ai tanto amati cugini. Che da oggi sarà il nostro nuovo. Quando finisce la partita, sempre un giorno all'improvviso. La cantiamo. Antonio dice: ora possiamo cantare Vittoria, cantare Sarò con te. Quando è finita? No, un giorno all'improvviso, diciamo. Che bello. Vai Luca, no grazie, fai come avessimo accettato. Ok, Bernardeschi allora. Ma ci serve l'attaccante? Ma ancora sto Bernardeschi, ma dice la stessa cosa. Cioè i terzini ce l'abbiamo 100.000, ce l'abbiamo Politano, ce l'abbiamo Cagliecon, ce l'abbiamo Lozano, ce l'abbiamo Insigne, cioè Evrin Travares, non intendo nada. Abbiamo Younes. Cioè quanti terzini, cioè quanti esterni offensivi ci abbiamo? Buonasera Pietro Pastore, Forza Napoli. Vai, Panzerischi. Esatto, Sonia, è un Ciucciariello. Me ne ero dimenticata. Appena ho preso Ciucciariello. Appena ho preso Ciucciariello abbiamo fatto il gol. Io Ciucciariello può.
Broly, buonasera, se non sei iscritto al canale iscriviti e lascia un bel like. C'era anche prima. L'allenatore della Roma è disperato, vero. Già c'era TK. TH. Quale Ciucciariello? Ho il Ciucciariello pure, perché qua anche Ciucciariello. Riccardo Battistini, intanto Cavani viene alla Roma. Dai, se di la notizia, però, raga. Se viene, come fa? Cavoli suoi. Che dobbiamo fare voi? 50 milioni e vediamo Milik. Vai, Lore. Vai, Lozano. Vai. Ma che cazzate? Ha regalato la palla per Lozano. No, fallo per noi. Ma Lozano proprio che cross o cose proprio. No, sì, lui sempre. Che né passaggio né cross. Cioè. Ryan Grezzani, Napoli. Ma Napoli. Origini. 4 minuti di recupero e ne mancano 3. Poi si cambia il core e poi andate in bacio. Vai Insigne. E poi Napoli lo va a fare il video post partita, vai, ragazzi, non credetevelo, Vai, Zeli. Mamma mia, chi è? Ancora Ultimo... lo vodka, ma che fai? Vinna la vodka, veramente. No, brutta questa. Chi è Spinazzola? Vuoi giù a corto? Grande Maximovic. Ultimo ancora reminder. L'onnipotente Maximovic. Ultimo reminder. A chi si è messo in live da poco, ricordo di lasciarci un like per aiutare a trovare più persone. Se vi stiamo simpatici, cliccare il pulsante iscriviti qui sotto. E se volete offrire un caffè a Napoliello, grazie TH. Grazie mille. Potete lasciare un messaggio in super chat oppure seguire il link in descrizione. Sono rimasto malissimo per il Catania, non so che se l'hai vista. No, non l'ho vista. Speriamo prima o poi possa tornare in Serie A. So che la società è in difficoltà in questo momento. La partita non l'ho vista, però spero che i fratelli catanesi possano tornare in Serie A fra qualche anno. Ovviamente ci vuole tempo. Così. Dai raga. Vai. Ragazzi, dai, manca meno di 2 minuti. Ragazzi. Ma Cagliacon o come si scrive? Non dovrebbe andare via. Forse, probabilmente sì. Dario, il Napoli fa schifo. No. Arancini, sono siciliani, arancini. No, arancini. Stanno appiccicando un po' l'arancino. Insomma, se non è pulito l'arancino, datemelo a me e mangio e stiamo a posto. Appunto. Finisco tutto il discorso dell'arancino. Ragazzi, manca un minuto. Intanto Mario Gode viene... Ma chi lucchi? Che è successo? Insigne di Ciappi. Bello l'abbraccio comunque tra Insigne e Gattuso. Si è fatto male di Lorenzo, serio? No, proprio meglio terzini che teniamo, no. Per chilometri percorsi 11 e mezzo, no? Sul polpaccio però. Qua è il salto di Insigne al gol. Rino dice grande Maximovic, Ryan Grezzani mi sono iscritto. Grazie Ryan. Bell'abbraccio. Non l'avevano fatto. Abbraccio motivato fra Insigne e Gattuso. Mamma mia, bellissimo. Cantiamo un giorno all'improvviso quando abbiamo vinto, ragazzi, non prima. Quando si vince, voglio. Dai ragazzi, fateci arrivare a 50 like. Almeno facciamo un numero tondo. No, ci siamo a 50 like. Grande Pietro, grazie mille. Vero, grande Dario. Grazie a tutti ragazzi. Grazie di cuore. Come fa Lorenzo Insigne. Il nostro capitano, che ha fatto pure un grande gol oggi. Sì, mamma mia, uno dei suoi. Ora voglio. Fischia. Vabbè, sono stati fermi per dire. Sì, un po'. Cioè, ci sarà almeno 30 secondi. Accorta chi sta michitando. Vai, Koulibaly, manna è brutta. Cristante, che. Vai, Maximovic. Vai, via. Maximovic si mostra. Lozano, vai. Lozano, ma che cacchio, tienilo Lucacchi e pallone. Brutto. Oh, mamma mia, c'era arrivato con la parata di Meret. Zitti, è finito. Grazie per Paolo, buonanotte. Grande Meret.
Ragazzi, mi raccomando, non perdetevi il video post partita di Napoliello dopo la partita, Lo andrà a girare, editare velocemente e in poco tempo sarà live. Vai, Lozano! Vai, Elmas, vai Elmas! Perdi tempo, vai Elmas, perdi tempo, tanto... Mamma che giocata! Vai, grande! Vai, è finita, tanto, è finita. Ma no, così... È finita! Vai! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, di tempo ne è passato, non siamo ancora qua, ed oggi come allora difendo la città. Ale, 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 ale. Ale, 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 sei tutto tu per me, siete tutto voi per noi. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Napoles. Vita mia.